Fino al 30 di settembre a Vittorio Veneto si terrà una mostra dedicata al poeta Lorenzo da Ponte presso il Palazzo Minucci De Carlo. Vi parliamo di questo oggi proprio qui dalla piazza di Vittorio Veneto. Sulle orme di Lorenzo da Ponte, si chiama così la mostra di scena a Vittorio Veneto fino al 30 di settembre. Io sono insieme, do il benvenuto al sindaco della città di Vittorio Veneto, Antonio Miatto. Allora, sindaco, che cosa rappresenta, che cosa significa ospitare una mostra così in questo momento? Direi che le valenze sono diverse. La principale, alla quale teniamo in modo particolare, è il fatto che dovrebbe segnare una ripartenza dopo questo lunghissimo periodo di sofferenza e di blocco di tante attività alle quali eravamo abituati prima. Si potrà ricominciare. Io, come tutti i sindaci, quotidianamente ho l'elenco nominale dei miei concittadini positivi al Covid e da un lungo periodo la curva è costantemente in discesa. Ormai siamo arrivati ad averne, questa mattina esattamente alle 7:30 mi hanno comunicato che erano 26. Eravamo arrivati in questa seconda ondata a 109, ma ricordiamo che l'anno scorso eravamo in 300 qua in città. Speriamo che sia una cosa definitiva. E questa mostra è anche l'occasione per visitare questi luoghi. Decisamente. Comunque una cosa che ho notato dopo il riconoscimento UNESCO è anche il fatto che noi abbiamo sempre goduto del nostro territorio, delle nostre cose, della nostra arte, della nostra storia, dell'essere consci di cosa siamo, però senza darci tutto il valore che gli diamo oggi. Il fatto di essere stati riconosciuti e che dall'esterno ci percepiscono come particolarmente prestanti ci ha fatto un po' aprire gli occhi, per cui come recuperiamo la consapevolezza del nostro territorio, dei nostri prodotti, di tutto quello che ci fa grandi, recuperiamo anche personaggi che non profeti in patria, lo sono per il resto del mondo, e con l'evento al quale diamo il via oggi è uno dei tasselli appunto che ci farà ripartire più consci di noi stessi. Il professor Giampaolo Zagonel è il curatore di questa mostra dedicata a Lorenzo da Ponte. Allora, professore, intanto come mai, da dove è nata, diciamo, l'interesse, da dove è nato l'interesse per questo poeta? L'interesse per Lorenzo da Ponte, che è un concittadino, perché praticamente è nato a Ceneda, quando ancora non era unita a Serravalle e si chiamava Ceneda, poi si è chiamata Vittorio Veneto. È nato nel 1960, quando poco più di ventenne ho avuto in mano le memorie di Lorenzo da Ponte nell'edizione Rizzoli della Bur. Quelle pubblicazioni settimanali di colore grigio che uscivano da Rizzoli, economiche. E quindi io le acquistavo tutte queste edizioni, ma leggevo soprattutto i classici russi e francesi, ma poi ho detto devo leggere anche le memorie di Lorenzo da Ponte perché è un nostro concittadino. E da lì che era un nostro concittadino, sì, ma maltrattato, perché passava solo per un avventuriero, un prete spretato, un Voltagabbana, un Don Giovanni. Io invece, leggendo le memorie, ho capito che questo era un grande personaggio. In più la Bur, già qualche anno prima, questa edizione, aveva pubblicato le 3 opere di Da Ponte, Mozart, cioè le note di Figaro, il Don Giovanni. Quindi era il librettista delle più celebri opere di Mozart. Ma sì, oggi si ricordano di Mozart queste 3 opere e Flauto Magico, che è un altro estremo capolavoro, ma le altre opere liriche di Mozart sì, vengono riprodotte nei teatri in giro, però non hanno quella presa del pubblico che hanno tuttora le 3 opere che Lorenzo da Ponte ha scritto per lui, che sono dei capolavori universali che tutti i teatri del mondo continuano a proporre. Quindi questa mostra vuole un po' restituire, diciamo, il giusto ruolo e la giusta importanza a questo poeta. Sì, poi questa mostra si basa tutto io dagli anni 60, un po' dopo, ho cominciato a raccogliere tutto il materiale che riguardava Lorenzo da Ponte.
e credo di avere la più bella biblioteca pubblica e privata che riguarda questo personaggio, con le memorie originali stampate a New York e poi in più anche moltissimi scritti in lingua tedesca, inglese, spagnola su Lorenzo da Ponte. E questa mostra ci dà anche l'occasione per parlare un po' più a 360 gradi di politiche, di strategie del turismo, e lo facciamo insieme ad Alessandro Martini dell'OGD, l'organizzazione di gestione della destinazione turistica di Treviso. Allora, il turista è cambiato in questo anno, il mondo è cambiato. Ecco, come andare incontro alle nuove esigenze? Beh, certamente è cambiato, ed è cambiato soprattutto perché è un turista che va alla ricerca di esperienze, di sicurezza da un punto di vista sanitario, da un punto di vista ambientale. Ci stiamo attrezzando e gli operatori soprattutto dell'offerta turistica veneta e trevigiana nello specifico si stanno attrezzando con offerte sempre più attenzionate rispetto alle attività che si possono fare all'aria aperta. Quindi in primo luogo con la creazione di nuovi itinerari dedicati al cicloturismo, con la messa in rete di servizi sempre più puntuali e precisi rispetto a questo target, ma in generale tutte le attività, diciamo, dedicate all'open air, come so dirsi. Poi c'è anche dal punto di vista della promozione sono cambiate molte cose. Per esempio da un anno praticamente non ci sono più fiere, non ci sono più attività, non ci sono più eventi. C'è questo concetto di lavorare a distanza che però insomma ha i suoi vantaggi, ma evidentemente anche una serie di svantaggi proprio nel fatto delle relazioni interpersonali. Ecco, per esempio noi stiamo lavorando molto con tutto quello che è social, con tutto quello che è dedicato alla promozione anche delle nostre destinazioni. E infine il fatto che, diciamo, nell'evoluzione dell'offerta ci sia una maggior sensibilità e una maggiore attenzione rispetto a tutto ciò che è a chilometri zero, quindi il prodotto agroalimentare tipico della tradizione, che sia a marchio e che naturalmente dia il meglio della salubrità e degli aspetti tipici del territorio. Il riconoscimento UNESCO che risale al 2019 proietta ovviamente questo territorio ad una ribalta internazionale. Noi parliamo di questo insieme a Giuliano Vantaggi, che è il direttore dell'Associazione delle Colline di Conegliano Valdobbiadene UNESCO. Buongiorno direttore. Buongiorno a tutti. Quindi questo territorio, se vogliamo, anche una responsabilità, ecco, ovviamente con questo riconoscimento UNESCO. Ecco, quali sono secondo lei forse i 3 punti che questo territorio deve mettere in campo, le azioni da mettere in campo per un rilancio? Il territorio è uno dei territori più belli che ci sono nella regione Veneto, che è una regione che comunque arriverà ad avere 9 siti UNESCO a breve, e quindi vuol dire che siamo una regione che conta quasi come uno stato estero, e questa è una cosa molto importante. C'è più che i punti salienti sono quelli che il territorio crescerà e arriverà molto turismo internazionale. Questa è una cosa molto importante, e anche il fatto che oggi ci sia questo riconoscimento ci rende visibili a tutto il mondo, e ci sono stati che veramente sono molto attenti a queste dinamiche e vengono a trovarci e verranno sicuramente a trovarci. Tra l'altro alcuni degli stati molto attenti a questi sono gli stati per esempio del Nord America, e sono appena ripartiti i voli con l'aeroporto di Venezia, voli covid free, e questo è molto importante per noi. Bisogna considerare che il turismo comunque in Italia è la prima economia per il numero di addetti e la seconda per il fatturato. È molto importante perché noi, lo si dice sempre, ma viviamo nel paese più bello del mondo, e questo è il nostro ruolo, quello di promuovere e tutelare questi territori in modo che ci sia uno sviluppo sostenibile degli stessi. Chiudiamo, amici, qui da Vittorio Veneto insieme al consigliere regionale Tommaso Razzolini, che è membro della 6ª Commissione Turismo e Cultura. Allora, consigliere, una bella occasione questa per far capire come il territorio ha tanto da offrire, e se lo mettiamo in rete abbiamo vinto? Assolutamente sì, mettere in rete un territorio è fondamentale, perché ogni comune ha qualcosa da raccontare, qualcosa da far vedere,
e appunto nell'essere eterogenei tra di noi, diciamo nei nostri comuni, il gioco di squadra è quello che farà vincere anche a livello turistico questa partita. Abbiamo avuto un anno e mezzo sicuramente difficile causa Covid per le presenze, gli arrivi e di conseguenza per l'economia basata sul turismo, e il press tour di oggi, di ieri e che finirà domani vuole proprio andare a valorizzare e a mettere l'attenzione sul nostro territorio, che non è solo vino, che non è solo paesaggio, ma è anche arte, cultura, enogastronomia. Infatti una cosa che non ho detto è che proprio in concomitanza di questa mostra è stato organizzato questo viaggio stampa, e quindi speriamo che i giornalisti presenti aiutino, no, a divulgare le bellezze che si possono trovare qui tra Vittorio Veneto, Conegliano e Valdobbiadene. Assolutamente sì, questo press tour è stato voluto, ma l'obiettivo poi sarà quello di andare a istituire un premio per l'articolo, diciamo, più rappresentativo del territorio, che andremo a fare il prossimo anno in occasione di un altro press tour, e andremo a premiare appunto gli articoli usciti da qui a 10 mesi, perché ovviamente non è che gli articoli usciranno dall'oggi al domani, ma in questi mesi, proprio per valorizzare il nostro territorio, e quello che sarà più rappresentativo riceverà anche un premio. Io ringrazio il consigliere regionale Tommaso Razzolini. Amici, e qui da Vittorio Veneto è tutto, ridiamo la linea allo studio.